Stiamo parlando di una bandiera che abbiamo che ha una storia millenaria, 1100 anni di storia della Repubblica Veneta. Il leone è sempre stato il simbolo della Repubblica Veneta e quel libro aperto che il leone tiene sotto una zampa, che dice pace a te Marco mio evangelista, sta a significare che è anche l'unica bandiera, è l'unico simbolo che riporta e parla di pace. Quindi direi che ci sono tutti gli elementi e soprattutto oggi è quanto mai attuale rappresentare questo leone che è un leone di pace. Io ho sempre detto un sacco sulle morti del lavoro. Allora, prima considerazione è che ogni morte è una storia a sé. Seconda considerazione è che non ci possiamo adeguare e omologare a un bollettino di guerra. La terza considerazione, che proprio perché ogni morte è una storia a sé, vorrei ricordare che le casistiche sono variegate. Dall'altro ci può essere l'impresa che non tutela a sufficienza i propri dipendenti, dall'altro ci può essere troppa padronanza del mezzo e quindi magari la familiarità con delle pratiche sul contesto lavorativo ti portano a fare il tragico errore, dall'altro ci può essere la tragica fatalità e molti altri fattori ancora. Questo non ve lo so dire, però non è che possiamo racchiudere le morti nel lavoro come un'unica casistica, perché basterebbe guardare, tutti noi l'abbiamo visto, anche girando per strada, che vedi qualcuno sopra i tetti che va a controllare i tetti senza la minima protezione, magari lo fa anche improprio, piuttosto che qualcuno che porta il ciliegio sul campo di casa che lo fa senza nessuna protezione, per dire insomma che l'approccio purtroppo è un approccio che dovremmo avere valutando tutte le casistiche. Dopodiché questo è un bollettino di guerra, bisogna investire di più, ma penso che il vero tema sia un tema anche culturale. Presidente, si è autocandidato fra i 100 che hanno formalizzato la loro candidatura? Ma guardi, penso che questa è una autocandidatura che non è, diciamo, una pietra tombale, non c'è chi ha presentato si candida e gli altri no. L'ha detto il nostro segretario Alberto Stefani, che comunque è una prima raccolta di disponibilità e poi si vedrà. Io sono sempre a disposizione come al solito. Stiamo parlando di una montagna che si spopola e ha bisogno di alternative per i giovani. Stiamo portando iniziative, dopodiché il turismo va regolamentato. L'overtourism è un problema della montagna, è un problema di Venezia ed è un problema di tutte le grandi destinazioni turistiche del mondo. Finiamola con questa idea che i turisti sono qua in massa solo qui. Io sono andato in giro per il mondo e ho sempre visto il caos dove c'è una località turistica, dove c'è comunque un luogo iconico dove la gente vuole andare a vederle. Cioè non è che se vai sulla grande muraglia trovi vuoto, non trovi neanche chi ti fa il biglietto. Cioè, comunque ci sono dei luoghi e noi abbiamo luoghi iconici e siamo un paese, voglio ricordarlo, che ha oltre il 70% di beni culturali del mondo e quindi è inevitabile che ogni cosa che si fa è oggetto di visita. Stabilito il numero scientificamente sostenibile, da lì in su bisogna dire che tornino il giorno dopo, come accade dappertutto. Nei musei non è che ci butti dentro 2-3 mila persone davanti alla Gioconda, cioè, quello è il limite d'accesso.